che foto, le cose. O dipende. Ah, le foto devono fare. Allora buonanotte. Perciò ti ho detto. Questo è Veneto, Totò? Sì, rosso Veneto. Comunque Federico, forse quando staccalo quando magari inizi a fare delle cose.
Buongiorno e ben trovati, tutto pronto qui dal comunale di Cepagatti, il Marcantonio, dove si affronteranno nel pomeriggio odierno Emilia Romagna e Veneto. Stanno entrando in campo in questo momento le formazioni e io passo subito a dirvi quali sono le giocatrici che scenderanno in campo. Per quanto riguarda l'Emilia, in maglia gialla con il numero 1 Incerti, il numero 3 Augello, il numero 5 Biagioni, il numero 6 Braga, il numero 8 Vimercati, il numero 10 Baccanti, il numero 11 Boselli, il numero 13 Esposito, il numero 16 Magnani, il numero 17 Discianni e con il numero 20 Tomassini. Risponde dall'altro lato il Veneto con il numero 12 Nicola Costanza, il 3 Bertossi, il 4 Bonvicini, il 6 Cencing, il 7 Cinetto, il 13 Mastel, il 14 Piovesan, il 17 Spollero, il 18 Tiepo, il 19 Tolomeo, il 20 Toresin. Le squadre sono in campo nel cerchio di centrocampo per le solite foto di rito, manca davvero pochissimo all'avvio della partita, temperatura tutto sommato gradevole quest'oggi qui in Abruzzo, applauso del pubblico, presente una delegazione abbastanza folta e dunque dicevamo manca poco per l'avvio di questa gara. Oggi è partito il torneo delle regioni in Abruzzo, 57esima edizione, prime gare si sono svolte in mattinata a Ortona e poi su tanti altri campi del territorio. Attendiamo con calma che il direttore di gara insomma faccia partire questa partita. Come vediamo ci sono una scritta no alla violenza sulle donne. Questo dovrebbe essere il messaggio che compare qui affidato ai bambini. No alla violenza sulle donne, sì. Molto bella questa scritta, questa iniziativa, non ne eravamo a conoscenza. È giusto salutare le donne in questo momento. Arriva anche un applauso dalla tribuna per questa iniziativa, per questa gara femminile. Ricordo, si affronteranno tra breve Emilia e Veneto qui al Marcantonio di Cepagatti. Applausi e i bambini lasciano il campo e ci siamo. Lancio della monetina, scelta del campo. E tra poco sarà il fischio d'inizio per questa gara. Ricordiamo, gara femminile. Emilia Romagna in maglia gialla, Veneto in maglia rossa, calzettoni bianchi. Saluto tra le due compagini e poi si vanno a salutare anche le panchine, le rispettive panchine avversarie. No, perché avevo messo gli auricolari un attimo e l'ho staccato. Siamo leggermente in ritardo rispetto al fischio d'inizio che era prefissato per le 14:30, 15 meno 20 e non ancora iniziamo. Alza. Prendono posizione i due schieramenti dalla sinistra verso destra. Attaccherà il Veneto, tra i pali il numero 12 Nicola Costanza. Calcio d'inizio affidato all'Emilia in maglia gialla. Attendiamo che il direttore di gara dia l'ok per partire con questa telecronaca. Ci siamo, via, siamo partiti. Manovra subito per le emiliane sull'out di destra, il dialogo e c'è l'ottimo anticipo del numero 20 che parte sull'out di sinistra. Si trattava di Toresin, pallone esce fuori. Si riparte con una rimessa laterale quasi all'altezza del cerchio di centrocampo affidata ai canarini. Il lancio in avanti a cercare la numero 20 Tomassini che guadagna un'altra rimessa laterale. Il pallone giocato in avanti, a piccoli passi avanza l'Emilia con rimesse laterali.
Il pallone per il numero 16, si torna indietro dal 5, Biagioni. Non c'è spazio, si deve ripartire dalle retrovie, la palla per il numero 10, Baccanti, e poi di nuovo a destra. Possesso palla dell'Emilia in questo momento nelle fasi iniziali. La verticalizzazione a cercare la progressione del numero 20, Tomassini, che prova ad andare sul fondo e guadagna il primo calcio d'angolo in favore dell'Emilia, quando siamo appena a 1 minuto e 15 dall'avvio di questa partita. Salgono le torri dell'Emilia a difendere il Veneto al limite dell'area di rigore. Uno schema, tutte in fila le ragazze emiliane. Andiamo a vedere gli sviluppi di questo corner. Arriva il traversone, la deviazione, facile preda di Nicola Costanza, un tiro debole e centrale, tutto facile per l'estremo Veneto, che va al rinvio. Un rinvio da rivedere, palla corta e il pallone esce fuori, sarà rimessa laterale in favore delle ragazze in maglia rossa. Se ne occupa la numero 7, Cinetto. Il controllo, l'appoggio, prova a ripartire adesso il Veneto, nulla di fatto. Sarà rimessa laterale in favore delle emiliane. Partita meglio la formazione di colore giallo quest'oggi. Ha avuto già un'occasione, è stata attenta Nicola Costanza è brava a farsi trovare pronta. Riparte ancora sull'out di destra, adesso il Veneto, la progressione del numero 4 che prova ad andare sul fondo, il pallone è uscito. Si trattava di Bonvicini, nulla di fatto. 2:40, partita iniziata con ritmi bassi da entrambe le parti. Abbiamo un po' di difficoltà a vedere la rimessa laterale proprio perché la nostra postazione non ci permette una visuale perfetta. Attacca il Veneto in questo momento sull'out di sinistra, c'è l'ottima chiusura da parte delle ragazze emiliane nel cerchio di centrocampo. Prova a ragionare il Veneto che affonda sull'out di destra, ma recuperano le ragazze emiliane. Il lancio in profondità a cercare lo scatto del numero 11 che la mette al centro. Si trattava di Boselli, ancora attenta il portiere di casa, il portiere Nicola Costanza, che rinvia. Il numero 4 Bonvicini prova a attaccare, viene chiusa, sarà rimessa laterale. Resta in attacco il Veneto. Si dialoga sull'out di destra, il pallone al centro a cercare il centravanti, il numero 4, che però commette fallo. Dunque si riprenderà da un calcio di punizione in favore dell'Emilia. Quando sono passati appena 4 minuti sul nostro cronometro di una partita che fin qui non ha regalato grandissime emozioni, se non una conclusione ad avvio gara sulla quale è stata brava il portiere Veneto a farsi trovare pronta. Ancora in difficoltà le formazione in maglia gialla e dunque sarà rimessa laterale per il Veneto a cercare il numero 4 Bonvicini, che difende la sfera, l'appoggia all'indietro, il traversone basso, svirgola e poi c'è la parata di Incerti che attenta sull'errore della propria compagna di squadra, che nel tentativo di spazzare ha quasi rischiato di farsi un autogol. Quinto minuto, calcio d'angolo in favore del Veneto, mettono fuori le ragazze in maglia gialla, il pallone finisce nella zona della numero 20 Tomassini, che lotta in mezzo ai centrali del Veneto, il rilancio in avanti, facile preda di Incerti e si riparte a breve. La gioca vicino all'estremo emiliano, appoggia sull'out di destra in verticale a cercare ancora una volta Tomassini. La palla non passa, resta lì e guadagna una rimessa laterale la squadra in maglia gialla.
Tomassini non riesce a controllare questo pallone. Rimessa laterale in favore del Veneto, quasi all'altezza del centrocampo. Pallone in avanti, il colpo di testa e ancora pallone fuori. Fasi spezzettate di gara. Recuperano la sfera adesso le ragazze in maglia gialla che provano subito a verticalizzare per il centravanti. Il numero 20 difende come può il pallone, ma lo recuperano le ragazze del Veneto che adesso possono ripartire in verticale a cercare il centravanti. Bonvicini va in profondità, riesce a superare il portiere, la palla che finisce sulla sfera. Con caparbietà la numero 4 è riuscita a estirpare il pallone dalle mani di Incerti e poi ha provato una conclusione che si è infranta sul palo al 7° minuto. Rimessa laterale in favore del Veneto che ha avuto una clamorosa palla gol. Ancora c'è un contatto dubbio in area di rigore, protestano dalla panchina veneta, tutto regolare per direttore di gara. Si riparte dal fondo, sarà Incerti a rimettere il pallone in campo. Dunque pari di occasioni in questi primi minuti, prima per l'Emilia e poi è arrivata quella più ghiotta forse per il Veneto. Il rinvio, arriva il pallone per il numero 16 che cerca sulla propria verticale il 17, nulla di fatto, sarà rimessa laterale, salgono le emiliane, sull'out di sinistra, il pallone in avanti, il colpo di testa. Riparte il capitano del Veneto che lancia in profondità a cercare lo scatto del numero 19 Tolomei, che non può arrivare su questo pallone, si impegna ma guadagna comunque una rimessa laterale in zona d'attacco. 0-0 fino a questo momento qui a Cepagatti tra le due compagini. Rimessa, il pallone in avanti, la spazzano via le ragazze in maglia gialla e poi Tomassini fa passare la sfera con il tentativo di autolanciarsi ma non ci arriva, anzi era la numero 11, era Boselli. Dialogano al centrocampo le ragazze in maglia rossa, perdono la sfera in malo modo, recuperata dalle ragazze in maglia gialla. L'Emilia può partire in verticale, il passaggio filtrante non arriva a destinazione, si era proposta Tomassini, nulla di fatto, sarà ancora rimessa laterale quando siamo quasi al 9° minuto. 0-0. Si torna indietro, si riparte dalle retrovie, pallone giocato corto, poi c'è questa verticalizzazione giudicata in maniera non regolare, era stata il numero 10 Baccanti a lanciare in profondità Tomassini che però era in posizione di fuorigioco. Dunque gioco fermo, si riparte con un calcio di punizione affidato al capitano del Veneto, finta il lancio in avanti. C'è l'ottimo colpo di testa di Biagioni con il pallone che finisce fuori. Si riparte ancora una volta con una rimessa laterale affidata al numero 20 in maglia rossa. Il pallone controllato da Bertossi. La sfera però è uscita. Rimessa laterale in favore delle canarine, le emiliane. Quasi 10° minuto, 0-0. Un'occasione per parte in questi primi 10 minuti di gara. Gioco spezzettato, tante volte il pallone esce fuori dal campo e si riparte con rimesse laterali. Ed è la Tomassini che parte sull'out di destra, punta il proprio avversario, duello tra numeri 20, finiscono entrambe a terra, sarà calcio di punizione in favore dell'Emilia. Era scattata in profondità la Tomassini, una delle più attive in questo momento. 10° minuto, sulla sfera va il numero 10, si tratta della Baccanti. L'arbitro prende la distanza e invita la barriera a posizionarsi in maniera corretta per permettere poi alla giocatrice maglia numero 10 di andare a calciare. 11° quasi sul nostro cronometro, 0-0. La Baccanti guarda le proprie compagne al limite dell'area, vediamo se va con un tocco morbido a cercarle. Sì, troppo morbido questo pallone, facile preda
la palla resta lì e poi finisce docile tra le mani di Nicola Costanza, che può far ripartire la propria squadra. 11°, il rinvio questa volta è buono nel cerchio di centrocampo. La Bonvicini prolunga di testa per la corsa di una propria compagna, ma c'è l'ottima chiusura ancora una volta della difesa dell'Emilia, che concede solo una rimessa laterale. Ancora in avanti il Veneto, cambio fallo. L'arbitro ha avvisato una irregolarità nella battuta di questa rimessa laterale. E dunque 12°, 0-0. Si riparte con un lancio in verticale a cercare la Tomasini, che difende molto bene, fa correre sulla fascia una propria compagna di squadra che può alzare la testa, il pallone al centro dell'area di rigore e c'è la chiusura al limite del numero 7 Cinetto, che sbarra la strada. Ancora la manovra palla a terra dell'Emilia, che prova a allargare il gioco su uno scatto in profondità della numero 17 che lotta, e poi c'è l'ottima chiusura di Cinetto, impensierita dalla presenza di un'avversaria. Ha messo il pallone in corner. 12°. Ancora una volta il trenino delle ragazze emiliane a confondere le idee del Veneto. Aspettiamo gli sviluppi di questo corner. Il pallone è buono, il colpo di testa tentato dal numero 13. Si tratta di Esposito, che non ha trovato la porta da posizione favorevole, ha tentato l'incornata sul primo palo. Nulla di fatto. 0-0. L'Emilia forse fino adesso ha fatto qualcosina in più, ma sicuramente l'azione più pericolosa è stata imbastita dal Veneto, con la Bonvicini che con caparbietà ha colpito il palo dopo un'azione di forza. 13°, rimessa laterale per le Canarine, che provano ancora con un tocco morbido a guadagnare il fondo per un cross. Nulla di fatto. Rimessa laterale affidata ancora una volta ai piedi di Nicola Costanza. È lei che rimetterà in gioco quando siamo quasi al 14°. Pallone in avanti, il colpo di testa. C'è la chiusura del capitano del Veneto, il numero 6, che con disinvoltura riesce ad aggirare il proprio avversario, però poi appoggia fuori. Si tratta di Chengqing. Ancora l'Emilia in avanti, la spizzata del numero 17 emiliano, e poi la spazzano via le ragazze del Veneto, ma insiste l'Emilia. Fasi concitate, poco ordine in questo momento nella manovra di entrambe le formazioni. Difende il pallone come può, arriva a supporto una compagna di squadra. Si tratta del numero 6 Braga, che la mette al centro. Traversone facile facile per Nicola Costanza al 14°. Riparte l'estremo Veneto con una rimessa da rivedere. Il pallone esce fuori dal campo. Si ripartirà con una rimessa con le mani affidate alle ragazze in maglia gialla. Quando siamo quasi al 15°, 0-0 qui a Cepagatti tra Emilia e Veneto. Chiusura puntuale ancora della difesa del Veneto, che regge sotto gli attacchi dell'Emilia, che adesso manovra sull'out di sinistra. Spinge in avanti il numero 6 Braga, che cerca di dialogare con una propria compagna di squadra. Il pallone è lungo. Tutto facile per Nicola Costanza, che protetta riesce a far sua la sfera. 15°, 0-0. Incerti, la spizza di testa sulla corsa del numero 13. Niente da fare. Il Veneto si affida principalmente a lanci lunghi, mentre l'Emilia cerca di dialogare. In questo momento una buona palla in verticale per lo scatto della numero 13 in maglia rossa. C'è la chiusura, presa bassa per Incerti, che invita le proprie compagne di squadra a salire. 16°, 0-0. Colpo di testa in avanti. Poi c'è una ragazza che scivola, tutto regolare però per l'arbitro. Emilia prova a ripartire ancora una volta con un'azione manovrata, palla a terra, poi in verticale a cercare lo scatto del numero 20 Tomasini. Nulla di fatto, e c'è il retropassaggio all'indietro per Incerti.
Va incerti, il rinvio lungo, difende il pallone il capitano del Veneto che però lo perde e quindi ne approfitta l'Emilia che può scendere adesso. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, la palla per la numero 10 Baccanti che prova a aprire, nulla di fatto. Riparte il Veneto con il proprio ariete, il numero 4 non riesce a recuperare questa sfera e dunque ancora Emilia. Il pallone controllato dalla numero 6 Braga e c'è un intervento abbastanza duro di Bonvicini che fa sicuramente del fisico la sua arma migliore e si fa sentire in campo quando siamo al 17esimo. 0-0, resta a terra la numero 10 la Baccanti, speriamo nulla di grave per lei. Dicevamo a livello di occasioni una nitida per il Veneto con un palo colpito dalla Incerti, autrice del fallo visto poc'anzi, e poi ci sono stati un paio di affondi tentati però in maniera velleitaria dalle ragazze emiliane. Tutto regolare, la Baccanti si rialza, sta bene, quindi tornerà in campo. Si riparte con un calcio di punizione quando siamo al 17esimo. 0-0. Calcio di punizione in avanti, pallone morbido sul quale intervengono le ragazze del Veneto che possono ripartire. Il capitano alza la testa, prova il fendente in avanti a cercare i propri attaccanti, nulla di fatto, la palla resta lì, si lotta su ogni pallone, una partita molto combattuta. La sfera per il numero 19 che non riesce a recuperarla, quasi converge al limite dell'area e poi la Baccanti la spazza via, ma è ancora Veneto che attacca sull'out di sinistra con uno scatenato Tolomei. Tolomei prova a guadagnare il fondo e sarà molto probabilmente calcio d'angolo. Vediamo un attimino cosa decide l'arbitro. No, rimessa laterale in favore del Veneto, il pallone giocato corto lì. Prova a partire un cross, nulla di fatto, la sfera è già uscita. Dunque, si riparte con una rimessa dal fondo, affidata ancora una volta all'estremo Incerti, che poi lascia l'incombenza a una compagna di squadra. Il pallone che non supera la tre quarti resta lì, buttato in avanti. Prova adesso ad attaccare l'Emilia, ma c'è l'ottima chiusura. Interessante questo duello tra numeri 20 sulla fascia destra. Parliamo di Toresin e Tommassini, stanno lottando molto. Il pallone è recuperato dalla Baccanti, la numero 10 in verticale a cercare proprio lo scatto della Tommassini che può andare il pallone in centro e c'è la chiusura del capitano del Veneto, la Cencing, che riesce a evitare che il pallone arrivi in area di rigore. Quasi 20esimo, 19, ancora Emilia. Manovra organizzata quella emiliana, però non proficua fino a questo momento. Dall'altro lato c'è un Veneto un po' più concreto, ma meno bello. Ancora il pallone in avanti a cercare il numero 14 in maglia rossa che molto bene fa correre sull'out di destra la numero 7. Si tratta della Cinetto che fa partire un traversone. Tutto facile per Incerti in presa alta con sicurezza. 20esimo, 0-0. Il pallone in avanti a cercare le punte in maglia gialla, ma fa buona guardia la numero 14 Piovesan, che però si trascina il pallone fuori, anzi no, guadagna una rimessa laterale a cercare la numero 4, il centravanti, la Bonvicini. Il pallone per la Baccanti che molto bene lo gestisce. Per Braga ancora la Baccanti in verticale a cercare lo scatto in profondità. Il pallone esce fuori, non può farci nulla la Discianni. 20esimo, 0-0 qui a Cepagatti tra Emilia e Veneto. Le ragazze stanno battagliando in campo, soprattutto dal punto di vista fisico. C'è il capitano del Veneto che con eleganza fa su la sfera e poi la lancia in avanti a cercare proprio il centro avanti, il numero 4.
che però viene chiuso. Si riparte ancora, bella apertura a cercare lo scatto sul filo del fuorigioco della Tomassini, che era leggermente in avanti. Giustamente l'arbitro ha visto una posizione di fuorigioco. 21esimo, 0-0. Iniziano i primi movimenti sulle panchine, si scalda il numero 14 dell'Emilia. Quando siamo solo a inizio partita, o quasi. C'è la chiusura molto elegante da parte dei difensori in maglia gialla, che guadagnano anche una rimessa laterale. Ha girato l'attacco del Veneto. Il pallone in avanti ancora una volta per la Tomassini, che cerca di lanciare la propria compagna di squadra, non ci riesce. E si torna da Nicola Costanza, che prende la mira e allarga sulla destra, lo fa in malo modo. Arriva il colpo di testa di Braga e poi il pallone che esce addirittura fuori dal campo. 22 minuti, 0-0. Clima piacevole qui a Cepagatti. Il pallone in avanti a cercare il movimento della Tomassini, che non riesce a controllare la sfera. Rimessa laterale ancora una volta in favore delle ragazze in maglia gialla, quasi all'altezza della bandierina. Va la Braga, il pallone per la Tomassini, che perde l'equilibrio del momento di calciare. Riparte ancora l'Emilia, posizione forse di fuorigioco, sì. Giustamente fermata, il numero 20 era di mezzo metro avanti. 0-0 qui a Cepagatti. 22esimo. Il pallone in avanti, non ci arriva il centravanti veneto, non ci arriva neanche l'altra punta, il numero 13, però la palla resta sempre in possesso delle ragazze in maglia rossa, che sono costrette a tornare indietro. E poi un pallone giocato malissimo dal numero 20 Toresin, che non trova nessuno. 23esimo, 0-0 qui a Cepagatti. Si riprende con una rimessa laterale in favore delle ragazze in maglia gialla. Il pallone scaraventato in avanti nella terra di nessuno. Sarà rimessa laterale anche questa volta. Quando siamo al 24esimo quasi. Ripeto il risultato per chi si è connesso in questo momento: 0-0 tra le due formazioni. Partita equilibrata. Il lancio in avanti a cercare il controllo e poi l'apertura, ma c'è l'ottima chiusura delle ragazze in maglia gialla che provano a ripartire. Di gran carriera arriva il numero 3 Bertossi, che insiste, si appoggia su una compagna, ottimo la finta e poi l'apertura centrale del numero 4, che però è in posizione di fuorigioco. Si era liberata molto bene la Bonvicini, bella questa apertura, peccato che l'attaccante era in posizione di fuorigioco e dunque sfuma questa occasione. 24esimo, 0-0. Si riparte sempre con una rimessa dal fondo, con la Incerti che cede l'incombenza a una compagna di reparto. Pallone in avanti, la pressione della Bonvicini, un po' di difficoltà nell'impostazione della manovra in questo momento dell'Emilia, che è in fase di stanca. Siamo al 24,40. Andiamo a vedere gli sviluppi del corner. Salgono le torri del Veneto. 0-0 ancora qui a Cepagatti. Arriva il traversone, la palla è buona, il colpo di testa e il salvataggio da parte della Incerti. C'è stato un colpo di testa centrale, però da posizione ravvicinata. È stata molto brava la Incerti a respingere. Vicino al gol il Veneto per la seconda volta in questo primo tempo. Gioco fermo, ma si ripartirà a breve. Ancora 0-0 quando siamo al 26esimo quasi. Rimessa laterale in favore del Veneto sull'out di destra a cercare il numero 4, che si fa anticipare di netto. Non riesce però a evitare il calcio d'angolo. Una giocatrice in maglia gialla. Resta in attacco il Veneto. Emilia alle corde.
in questo momento. Vediamo gli sviluppi del corner, qualche istante fa un'occasione nitida per la formazione in maglia rossa. Arriva il traversone, c'è una trattenuta in area di rigore, l'arbitro vede un fallo in attacco e dunque si ripartirà con un calcio di punizione. 0-0. Si riparte con un calcio di punizione al 26esimo. Il Veneto sicuramente ha avuto due occasioni molto nette e ghiotte, non è stata in grado di sfruttarla al meglio. L'Emilia prova a ripartire. Un lancio in verticale sul quale non può intervenire nessuna giocatrice in maglia gialla. Si riparte con una rimessa laterale a cercare ancora una volta la numero 4 che controlla con il petto, fa correre sulla propria verticale il numero 13 che non può arrivare. Si trattava di Mastel e dunque 0-0. Ancora una volta una rimessa dal fondo, 27esimo quasi. Colpo di testa del numero 4. Bonvicini, rimessa laterale. 0-0. Si riparte. Ancora una volta. In attacco il Veneto. Prova a difendersi l'Emilia e a ripartire. Nulla di fatto. Pallone in avanti. Sbagliano le ragazze in maglia rossa e dunque ripartirà adesso l'Emilia con una rimessa laterale. Un'Emilia un po' in affanno in questo momento della gara. Dopo una buona partenza ha rischiato di prendere il gol. Il pallone è uscito o c'è un presunto fallo? Sì, no, si riparte con una rimessa laterale. Ancora una volta sulla verticale a cercare il numero 4 che prova a difendere il pallone. Non ci riesce. E dunque sarà l'ennesima rimessa laterale di questo primo tempo quando siamo al 28esimo. 0-0. Si riparte con l'Emilia che rimette in gioco il pallone. Colpo di testa da parte delle ragazze in maglia rossa. E poi c'è questo rinvio in avanti tentato dal numero 11 Boselli. Manovra il Veneto con il capitano che prova a verticalizzare il pallone in avanti. Attenta la retroguardia dell'Emilia che prova a imbastire un'azione in questo momento. Tutto regolare, dice l'arbitro. Si può giocare la palla per il numero 6 Braga che fa fuori un avversario. Ancora Braga cerca l'appoggio corto per la Tomassini che non può arrivare. Tra l'altro la Tomassini era ancora una volta in posizione di fuorigioco e dunque l'arbitro no, non era fuorigioco. L'arbitro forse ha visto un fallo. Ha visto un fallo l'arbitro, evidentemente una trattenuta che ci eravamo persi. 29-10. Sarà calcio di punizione. Una decisione che lascia un po' perplesse le ragazze del Veneto. Quasi 30esimo sul punto di battuta il numero 16, il capitano dell'Emilia. Si tratta della Magnani. Barriera a 2 per il Veneto. Poi c'è un altro schema, ci sono tutte le ragazze dell'Emilia lì che poi si sparpaglieranno. Esatto, è uno schema. Nulla di fatto però, gestito male fino a questo momento questa palla inattiva. E infatti è così, sfuma tutto. Quando siamo al 30esimo. 0-0. L'Emilia prova a reagire dopo essere stata messa alle corde da due occasioni nitide da parte del Veneto. Ancora Emilia in avanti. Rimessa laterale. Prova ad andare sull'out di destra la formazione in divisa gialla. Il pallone e il tocco di prima tentato dalla Baccanti. La palla non è filtrata e quindi può ripartire il Veneto con questo lancio a cercare il numero 4 Bonvicini che prova ad aprire per le proprie compagne di squadra, ma c'è un fallo in attacco. Ravvisata una irregolarità del numero 3
Augello sul numero 13 Mastel, e dunque calcio di punizione. Partita molto spezzettata in questo primo tempo, quando siamo al 30esimo, quasi 31esimo, 0-0. L'allenatore del Veneto si fa sentire, evidentemente vuole uno schema, ha visto qualcosa che non funziona nella sua squadra. 31esimo, calcio di punizione, pallone davanti, palla morbida e finisce facile facile tra le mani della Incerti, che può bloccarla. La Incerti calcia lungo, colpo di testa non riuscito, e poi ci pensa il capitano, il numero 6 del Veneto, a far ripartire le proprie compagne di squadra per la Mastel. La Mastel parte e entra in area di rigore, è costretta a tornare sui propri passi, una finta, una controfinta, poi il pallone al centro basso, tutto facile per le emiliane che provano a ripartire, lo fanno in malo modo e poi ci mette una pezza la Incerti, che esce in presa sicura a terra. 0-0, quasi 32esimo. Pallone lungo, il colpo di testa tentato dalla Tomesin. Ancora c'è un fallo nel cerchio di centrocampo, una irregolarità, e dunque si ripartirà in questo istante con un calcio di punizione. Tornano tutti dietro la linea della palla le giocatrici in maglia rossa. Sul punto di battuta il numero 16 Magnani, pallone morbido, troppo. La palla però giunge lo stesso dalle ragazze in maglia gialla, c'è una lotta, colpo di testa, un'altra torre, la palla è buona per la Tomasin che resta lì, non riesce a concludere e riparte il Veneto, lo fa in questo momento. Il pallone in avanti, c'è un fallo, una carica sulla Bonvicini che si aiuta molto con il fisico, però questa volta ha preso il fallo al 33esimo. 0-0 qui a Cepagatti, una partita tutto sommato piacevole, con le due squadre che non vogliono perdere. Ai punti forse il Veneto ha fatto qualcosina in più, però giusto lo 0-0 fino a questo momento. Vediamo gli sviluppi del calcio di punizione. Sul punto di battuta il capitano con la maglia numero 6, si tratta di Chen Chin. Il pallone in avanti a cercare la sponda della numero 4 che non trova nessuna compagna, ma resta in attacco il Veneto. 33-30. Ancora il pallone in avanti, si fa anticipare di netto la numero 4, ferma. Il pallone in avanti è buono per lo scatto della numero 11 in maglia gialla, che prova ad arrivare in area di rigore, ma c'è una carica sul portiere. Nicola Costanza è stata caricata dall'attaccante in maglia gialla, che nel tentativo di prendere il pallone ha colpito l'estremo che si è già rialzato. Dunque nulla di fatto questa occasione per l'Emilia in contropiede. 0-0, si ripartirà adesso con un calcio di punizione affidato a Nicola Costanza. Il pallone recuperato dalle ragazze in maglia gialla, difficile da tenere in campo questa sfera. Rimessa laterale per il Veneto, la sponda di testa del numero 4, nulla di fatto. La palla resta qui e poi nel tentativo di verticalizzare il pallone esce fuori dal campo. 35esimo, 10 minuti alla fine di questa partita. 0-0 qui a Cepagatti. Si battaglia in campo. Pardon, tempi da 40, quindi mancano 5 minuti più recupero. Rimessa laterale in favore del Veneto con la numero 7 Cinetto. Pallone in avanti, nulla di fatto. Ancora una rimessa laterale in zona d'attacco per le ragazze in maglia rossa, sempre a cercare la torre, la sponda della Bonvicini che non può arrivare su quel pallone, e dunque sarà ancora rimessa laterale. Fa fatica l'Emilia, che subisce fisicamente il dominio territoriale da parte delle atlete del Veneto, che cercano di guadagnare spazio, anche se non lo stanno facendo in maniera concreta.
Sarà ancora rimessa laterale, sempre in favore delle ragazze in maglia rossa. Purtroppo dalla nostra postazione non riusciamo a guardare bene, no? È l'Emilia che riparte e lo fa in questo momento con un lancio in avanti, sbagliato, totalmente errato, 36esimo. E poi c'è questo tiro cross sul quale la Incerti si esibisce in una presa alta, sicura. 0-0, 37esimo quasi. Colpo di testa nel cerchio di centrocampo. Il pallone tra i piedi della Toresin. Poi c'è il capitano del Veneto che la spazza in avanti per cercare la Mastel che difende la sfera sulla pressione delle ragazze in maglia gialla e guadagna una rimessa laterale. Rimessa laterale per il Veneto, ancora per la Mastel che prova a girarsi, fa partire un cross basso e guadagna un corner, 36esimo e 50. Manca poco alla fine del primo tempo, ultimi sforzi da parte del Veneto che usufruirà di un calcio d'angolo, tutti in area di rigore. Arriva il traversone, la spizzata tentata dal numero 4 che non riesce a trovare la sfera. Sul pallone le prime ad arrivare sono le ragazze del Veneto che provano a guadagnare il fondo sull'out di destra, ci riescono, il traversone al centro, la conclusione tentata dal numero 14, tutto facile per la Incerti, un tiro debole e dunque niente di fatto, 38esimo quasi, la Incerti rinvia in avanti il pallone. Adesso gestito dalle ragazze in maglia gialla che provano a verticalizzare, ma c'è l'impegno e il ritorno della numero 14 che verticalizza, lo fa in maniera errata. Prova a ragionare adesso l'Emilia. Lancio in avanti a cercare lo scatto della Tomassini che non può arrivare. Pallone irraggiungibile. Tutto facile per Nicola Costanza. 38esimo, 0-0. Pallone davanti. Arriva il numero 4 che difende la palla sulla linea di fondo, il pallone non è uscito, è ancora buono, con un gioco di prestigio è riuscito a servire una compagna di squadra, l'azione continua con l'apertura sull'out di sinistra, il pallone è buono e poi c'è la chiusura, salva tutto con una diagonale difensiva della Vimercati che è riuscita a stoppare questa iniziativa del Veneto quando siamo al 38-30, pallone ancora in avanti. Il Veneto ci crede, l'Emilia si difende quando siamo al 39esimo. Prova a ripartire in questo momento la formazione in maglia gialla con il numero 16 che però perde il duello con il numero 3 e così il Veneto tenta di andare in avanti. Un po' di confusione in queste battute finali del primo tempo quando siamo al 39esimo, 0-0. E poi con l'acrobazia tentava di servire una compagna, non ci riesce. Attacca ancora il Veneto con la numero 7 Cinetto a cercare la sponda dell'attaccante numero 4 che subisce anche un fallo. Era in anticipo questa volta il numero 4 nel tentativo di allungare la sfera per una compagna, è stata colpita. Dunque ci sarà un calcio di punizione, 39-30, 0-0. Manca poco alla fine di questo primo tempo. Fa caldo, le ragazze ne approfittano per bere un po' d'acqua. Resta ancora a terra l'attaccante, la numero 4, la Bonvicini. Evidentemente il colpo non è da sottovalutare. Vedremo se riuscirà a rimanere in campo. Dovrebbe farcela. Non sembra nulla di grave da qui, ma non stiamo in campo, quindi è un po' difficile da dire. 40esimo. Manca poco alla fine del primo tempo, si rialza la Bonvicini, evidentemente claudicante, zoppica vistosamente e dunque calcio di punizione in favore delle ragazze in maglia rossa con il capitano, il numero 6, la Cencin, che va sul punto di battuta. Salgono le torre del Veneto, vediamo gli sviluppi. Il pallone è sulla verticale, ha capito tutto, una giocatrice dell'Emilia che ha giocato da astuzia e d'anticipo
E finisce qua il primo tempo, dunque 0-0 tra Emilia e Veneto nel primo tempo di questa partita a Cepagatti. Sicuramente il Veneto ha avuto le occasioni più concrete, l'Emilia ha provato a reagire ma nulla di fatto, dunque giusto lo 0-0. A voi la linea e noi torniamo tra pochissimo per il secondo tempo. Prova. Ciao, sono Cosenza, senti un po', ma che è successo? Mi era venuto per te. So, è il solito della scuola. Vabbè, meglio così, solo a rompere il sabato. Dipende. Non lo so, perché siccome sta un po'. Fatto capire, ma voi vuoi mai giocare delle grosse? Così tutto è bello, quello è mio nipote. Io non so cosa devo dire. Devo darmi da fare. Giuliano.
Come fai a mettere il video online tutto il mondo? Da quanti figli ho? È difficile. Ma la mia telecamera e c'ho più fili. Questa è l'idea. Allora, se più filo puoi mettere in tutto il mondo. Ok, ma non so come. E si deve pure caricare. Ma il microfono. Dai. Sì, ma non serve. Quella registra le cose. No, no, hai fatto bene, no, perché io ero abituato con i sì, i ragazzini stamattina hanno fatto 35, quindi ognuno c'ha i suoi tempi. Quindi ha detto questi faranno 40. Fanno 40. C'hai? Manca solo quello che appoggiare. Anche solo che ti riprendesti. Ma manca... Però io non l'ho vista nemmeno, come dico l'arbitro ha una trattenuta, io non lo so. E non lo fai io. Quindi gli hai affidato, non è che non Al operatore. è E non dissero papà papà. Però Hanno fischiato pure fuori i giochi e tutte le parti. metti qui in linea. Anche perché io stamattina abbiamo visto gli allievi. Io parto la Unione Alle 4. e poi partiremo noi domani mattina. Spero di trovarvi in semifinale perché io ho fatto la teleconferenza in finale della Juve. Spero di trovarmi in semifinale. Mettiamoci all'opera.
Quando vuoi ti ridò la linea. Aspetta, che è? 4 e 4 per il 13. No, il 13 già stava in campo. No. Ma sarebbe la 4 per il 2. Di là doppio cambio. Di là doppio cambio. Ma io qui duplicato, no? E il 9 e il 19. 9 19. Per i rossi, Invece qui... Il 20 per il 15 e 19 per 9. 15 non c'era. È entrato ora. 15 e 19 per 9 e 20. Sono usciti 9 e 20 sono usciti. Non c'era il 9 in campo. Credo la linea. Ripartire. Vicendamenti. C'è subito un fallo. A terra una giocatrice, la maglia numero 13, si tratta di Mastella del Veneto. Siamo partiti da pochissimo, calcio di punizione affidato al capitano Cencing che lancia in avanti il colpo di testa. Prova a ripartire in questo momento l'Emilia, lo fa con un po' di difficoltà, ne approfitta il Veneto, ma c'è la buona chiusura. Il pallone è giocato dalla numero 13 Esposito che lancia in avanti. Riparte adesso l'Emilia con il numero 17 di Scianni che se ne va sulla destra. Ingaggia un duello con il numero 20, lo supera, va quasi sul fondo, fa partire un cross sul quale il portiere si impegna. Nicola Costanza si è impegnata nel recupero della sfera, ma il pallone è uscito, dunque sarà calcio d'angolo in favore dell'Emilia, al primo calcio d'angolo della ripresa. Vediamo gli sviluppi di questo corner. Pallone in area di rigore, il colpo di testa con la palla che sorvola sopra la traversa. Nicola Costanza controlla la traiettoria. Nulla di fatto, si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore del Veneto. 0-0. Va l'estremo che posiziona con cura la sfera. Prende nuovamente la rincorsa. Quasi 2 minuti, palla in avanti. Il numero 3 non riesce a controllare. La sfera diventa giocabile per il neoentrato numero 2 che se ne va con una finezza di tacco. Prova a partire, a spaccare in due l'Emilia. Ancora una progressione ottima, ma c'è il fuorigioco e quindi vanifica questa azione. Le due neoentrate, il numero 2 e il numero 9, entrate da pochissimo, hanno seminato già il panico nella retroguardia dell'Emilia Romagna. Posizione di fuorigioco per l'attaccante e dunque si riparte con un calcio di punizione. La sfera è buona ancora per il Veneto che ci sembra un po' più propositivo in questa ripresa. Si torna indietro, retropassaggio leggermente corto, costretta ad uscire dai pali Nicola Costanza. Pallone in avanti, ancora buono per il numero 9, dialogano i due attaccanti del Veneto che hanno ridato un po' di brio alla formazione in maglia rossa e dunque può scattare adesso il numero 11 dell'Emilia con una progressione, si divora un gol clamoroso. Attenzione, palla gol enorme per Boselli che aveva tutto il tempo per controllare e andare in rete, ma alla fine non è riuscita a battere a rete, ha strozzato la conclusione e dunque nulla di fatto. Si riparte con una rimessa laterale per il Veneto, brivido dunque per la formazione in maglia rossa.
palla gol davvero clamorosa per la Boselli, che è arrivata forse stanca davanti alla porta. Al momento di calciare ha stretto con il destro, con il pallone che è sfilato non di molto alla destra del palo difeso da Nicola Costanza. Ancora in attacco il Veneto, anzi scusate, l'Emilia. Ci sarà un corner in questo momento. Solito schema per le ragazze in maglia gialla, tutte all'altezza del dischetto e poi si sparpagliano. La sponda di testa, il pallone non diventa giocabile per il numero 11 Boselli e dunque sarà ancora una volta rimessa laterale in favore delle ragazze in maglia gialla sull'out di destra. Il pallone controllato, c'è il pressing, la sfera esce fuori. Ancora una rimessa in zona d'attacco per le canarine emiliane. Il pallone sfila fuori. Rimessa laterale. In attacco in questo momento, quando siamo quasi al quinto minuto del primo tempo, la formazione in maglia gialla, che è andata vicinissimo al gol con la Boselli, il traversone del numero 13, il colpo di testa a pulire l'area di rigore. In qualche modo il Veneto riparte con la sponda del neoentrato numero 9. Si lotta da una parte e dall'altra. Riparte adesso l'Emilia Romagna e c'è l'ottimo intervento di Nicola Costanza, che in uscita al limite dell'area, in presa bassa, fa sua la palla. Quasi sesto minuto, con l'Emilia che ha chiuso il Veneto nella propria tre quarti. Dopo uno spavento iniziale hanno preso le misure le emiliane. Il capitano del Veneto, Cencing, che lancia in avanti a cercare una propria compagna che viene anticipata, e poi c'è questo rinvio che arriva facile facile tra le mani di Nicola Costanza. Sarà lei a rimettere in gioco il pallone. Lo fa in questo istante con il sole che è andato via qui da Cepagatti. Speriamo non arrivi la pioggia, perché vediamo già le nuvole. Sesto minuto, rimessa buona per il numero 9 che è in posizione regolare e la conclusione. Si divora un gol clamoroso. La neoentrata, il numero 9 del Veneto, si divora un gol. Era tutta sola davanti alla porta, ha concluso di forza invece di piazzarla. Poteva essere l'1-0. E dunque un gol sciupato dalla Boselli e un gol sciupato dal numero 9 del Veneto. Manovra l'Emilia in questo momento, lo fa palla a terra. Arriva il lancio in avanti a bucare la difesa del Veneto. Esce in qualche modo il portiere e poi c'è questa conclusione di prima intenzione della numero 19 dell'Emilia. Anche lei è entrata nella ripresa, ha provato una conclusione avendo visto la porta sguarnita e non ha trovato la porta, non di molto. Abbiamo la sensazione che prima o poi il gol arriverà. Siamo quasi al settimo minuto e 30. Ancora Emilia. Manovra il Veneto con il proprio capitano che esce testa alta e palla a terra, lancio in avanti a cercare lo scatto in profondità dell'attaccante, il numero 9 entrato nella ripresa, che però non può arrivare su questa sfera. Ha avuto una palla gol importante e l'ha vanificata. Ottavo minuto, si riparte da una rimessa dal fondo. Pallone corto, la spizzata dall'Esposito a cercare una propria compagna di squadra. Si riparte. La Discianni cerca in verticale di servire una compagna, nulla di fatto. Non perfettamente allineata in questa occasione la difesa dell'Emilia, però il pallone arriva facile dalla Incerti. Ottavo, 0-0. Occasioni dall'una e dall'altra parte, anche se il ritmo di gara è abbastanza blando. 8:24. Ancora
Veneto in avanti. Rimessa laterale per il numero 14, la Piovesan, che prende un fallo, sarà calcio di punizione. 0-0 qui a Cepagatti. Ci sono state chiare occasioni da gol sia dall'una che dall'altra parte, ma è mancato un po' di cattiveria, un pizzico di fortuna agli attaccanti delle due formazioni per sbloccare questa partita, che è ancora sullo 0-0. Quando siamo al 9° minuto, molto fiscale il direttore di gara, che posiziona la barriera con estrema cura. 9:20, vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione dall'out di destra. In area tutte le torri del Veneto per ricevere questo traversone. Arriva la sfera, il pallone è buono, viene messo fuori dalle giocatrici in maglia gialla, ma resta in attacco il Veneto quasi all'altezza della bandierina. Guadagna un calcio d'angolo la formazione in maglia rossa, che dopo un'iniziale fase di difficoltà è tornata in avanti e sta schiacciando l'Emilia. 10 minuti sul nostro cronometro, chiamato lo schema, arriva il pallone, la palla è buona, la deviazione del portiere Incerti che toglie la palla dalla testa delle ragazze in maglia rossa. Ancora Veneto, rimessa laterale della Teresin, la palla resta lì, sarà rimessa laterale affidata ancora al numero 20 e c'è un gioco pericoloso fischiato dall'arbitro, un brutto colpo in faccia. La partita è tirata e la numero 13 Mastel ha steso un'avversaria in area di rigore. Giustamente l'arbitro ha fermato il gioco quando siamo all'11°. A subire il fallo la numero 3 Augello. Si riparte, calcio di punizione battuto in malo modo, ma la palla sfila. Scatto della numero 17, la Discianni se ne va, fa partire il traversone, la palla è buona, c'è l'ottima chiusura dei centrali difensivi in maglia rossa, ma resta in attacco l'Emilia, che attacca sull'altro layout e il Veneto la spazza via, fuori. Quasi 12°, 0-0. Ricordiamo che tra il primo e il secondo tempo ci sono stati degli avvicendamenti, segno che i due mister la vogliono vincere questa gara. Ancora l'Emilia che attacca, il pallone in avanti a cercare la torre, nulla di fatto. Esce Nicola Costanza che fa sua la sfera. Il portiere del Veneto invita le proprie compagne a salire. Il lancio in avanti, nulla di fatto. Ancora Veneto con il proprio capitano, il lancio, ma c'è un fallo disturbato al momento del lancio in avanti. Dunque calcio di punizione nel cerchio di centrocampo affidato al numero 6. Con ogni probabilità andrà con un lancio lungo a cercare le proprie compagne. Vedremo se è così. Sì, arriva questo pallone giocato malissimo, spallata regolare, dice l'arbitro. Ancora il Veneto che attacca, lancio in profondità, la chiusura così della numero 5, la Biagioni, che poi cerca di impegnarsi nel recuperare la sfera, ma nulla di fatto. Pallone esce fuori. Rimessa laterale per il Veneto che sta spingendo sull'acceleratore quando siamo al 13°. Rimessa corta, la palla arriva in area di rigore, la conclusione della numero 9. Che non trova lo specchio della porta. Resta a terra intanto una giocatrice in maglia rossa. Per l'arbitro è tutto regolare, si alza. Dunque nessun calcio di impunizione, si riprende da una rimessa dal fondo. Ancora una volta battuta a corto. E dunque il Veneto che recupera la sfera con la numero 2 che riesce a superare un paio di avversari, converge in area di rigore. La conclusione centrale sulla quale è brava la Incerti a posizionarsi e a farsi trovare pronta. 13:30, il rinvio lungo
a cercare le torri in maglia gialla, la palla resta lì, un po' di confusione. Adesso prova a ripartire, lo fa in questo istante la Mastel, sull'out di sinistra, galoppa la Mastel, nessuno si fa incontro, ancora la Mastel, arriva in area di rigore, prova a liberare il destro, non ci riesce, la palla per la numero 2 che tenta la conclusione ma viene murata e poi via questa palla spazzata a campanile ma resta ancora lì pericolosamente. Adesso riparte l'Emilia, un po' in affanno. Dai ragazze, dai. E dunque sarà rimessa laterale. Risultato di 0-0 qui a Cepagatti quando siamo quasi al 15°. E la numero 19 che va con le mani a cercare una compagna vicina. Vediamo chi si libera dalle marcature. Il Veneto è molto attento. Stop di petto e poi il lancio in avanti. Un intervento così della Spollero che si complica la vita e poi guadagna comunque un calcio di punizione sulla pressione delle ragazze in maglia gialla. Siamo intorno al 15° del primo tempo. Ad avvio ripresa 2 azioni, una per parte. Ve le ricordo, ci ha provato la Boselli, non è riuscita a trovare lo specchio della porta. Qualche istante dopo è stata la volta del Veneto con il numero 9 entrato nella ripresa che da 2 passi ha sparato sopra la traversa. Ancora un'azione da parte del Veneto ma può ripartire l'Emilia, poi c'è l'ottima chiusura. Il pallone però esce fuori dal terreno di gioco e sarà rimessa laterale quando siamo intorno al 16° di questa ripresa. Una partita molto combattuta, tutto sommato giusto lo 0-0. Ancora il pallone che danza, c'è un fallo da parte delle giocatrici in maglia rossa e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Emilia quando siamo dagli oltre 35 metri. Sicuramente sarà un traversone a cercare le proprie torri, con ogni probabilità sarà così. Difende al limite dell'area di rigore il Veneto, il colpo di testa delle giocatrici in maglia rossa e poi prova ad attaccare sull'out di destra l'Emilia con la numero 19 che si divincola da 2 avversarie e poi però non riesce a trovare una compagna e riparte il Veneto. Bella la sponda di mezzo esterno tentato dal numero 9 che si ripropone, vediamo se riesce a servire qualche compagna. Lo fa con un'apertura sulla quale c'è l'ottima chiusura, davvero ottima, di Augello che di testa riesce a evitare il peggio e poi si complicano la vita le giocatrici del Veneto e con ogni probabilità questo è fallo. Sì, si sono complicate la vita, erano in 2 sullo stesso pallone ed hanno steso una ragazza, una giocatrice in maglia gialla che in questo momento è a terra e dunque gioco interrotto, partita molto combattuta, tanti falli, spezzettata, di bel gioco se ne è visto poco, quasi al 18°, 0-0. Ricordo le occasioni più nitide, una per parte nel secondo tempo e nulla di più. Gioco ancora fermo, vedremo se la giocatrice in maglia gialla riuscirà a riprendere oppure se dovrà abbandonare il terreno di gioco. Si tratta della Discianni, il numero 17, che ha qualche difficoltà. Dunque 0-0, anche se si è rialzata, quindi potrebbe riprendere a correre e a giocare con regolarità. 18°, ha preso un colpo forse sotto la gola che le dà qualche difficoltà respiratoria. Speriamo non sia davvero nulla di che. 18°, vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Barriera folta, molto fiscale l'arbitro anche in questa circostanza. Per il momento l'Emilia Romagna resta in 10. Calcio di punizione
il pallone è buono e c'è la parata distinto della Nicola Costanza che si distende sul palo alla sua destra. Il tiro non era violento, però era molto angolato e ha sfiorato il gol. Dunque aumentano le occasioni per la formazione in maglia gialla, che è andata vicinissima al gol del vantaggio, e solo una bravissima Nicola Costanza è riuscita a evitare che ciò accadesse. 19esimo, calcio d'angolo in favore delle ragazze in maglia gialla. Le emiliane spingono, solito trenino al vertice dell'area di rigore. Il pallone calciato in maniera bassa, tutto regolare, dice l'arbitro. Chiedevano un tocco di mano, ancora un traversone, la sponda di testa, la palla resta lì, non arriva alla conclusione e il Veneto si salva in qualche modo. E poi c'è un fallo sulla numero 2 che viene messa giù e dunque riparte il Veneto. Il lancio del capitano, la palla presa ancora una volta dalla numero 8, la Mimercati. Nulla di fatto, il Veneto riesce a difendersi, tra l'altro c'era anche una posizione di fuorigioco e dunque sfuma questa occasione d'attacco per l'Emilia. Si ripartirà con un calcio di punizione affidato per l'ennesima volta al capitano. 20esimo e c'è una sostituzione. Entra la numero 14 ed esce la numero 17, non 7. Qualche problemina nella sostituzione. Il cambio è il 17, fuori la Discianni, che ha preso un colpo alla gola. Si accomoda in panchina ed entra il numero 14. Si ripartirà a breve, 0-0. Calcio di punizione per il capitano, il pallone in avanti, il colpo di testa sul quale non arrivano giocatori in maglia rossa, ma viene recuperata la sfera. Adesso il numero 2 che si libera molto bene della propria marcatrice, si trattava della Biagioni, e poi arriva una conclusione che va alta sopra la traversa. 21. Ancora un cambio, il terzo. Esce il numero 13 del Veneto, si tratta della Mastel, ed entra, vediamo un attimino, il numero 10 se non sbaglio, il numero 10, sì. Ancora un cambio. In questo momento, quando siamo al 22esimo, le ragazze hanno corso molto, hanno dato il massimo, non riuscendo però fino adesso a sbloccare la gara, e si riparte. 18-16 il cambio per quanto riguarda anche il Veneto, e si può ripartire. Colpo di testa con il Veneto che resta in zona d'attacco. Il pallone in avanti è giocabile per la numero 14, che però non ci arriva pur impegnandosi. Si riparte con una rimessa dal fondo per le ragazze in maglia gialla. Il pallone in avanti non controllato e dunque sarà rimessa laterale. Ancora il Veneto che guadagna piccoli passi, metri. Ennesima rimessa laterale, 23esimo. Il pallone staziona al limite dell'area di rigore, costrette a tornare indietro. Giocata malissimo questa palla, e però c'è la chiusura. Ancora il Veneto che recupera la sfera, e poi c'è questa conclusione sulla quale la Incerti fa buona guardia, lascia sfilare il pallone. Si ripartirà dal fondo quasi al 24esimo. 0-0, ennesimo cambio della partita.
Tra gli applausi del pubblico entra il numero 18. Si tratta della Bergamini. Ancora il Veneto che attacca sull'out di destra, il tiro cross sul quale fa buona guardia la Incerti. Era angolata, non fortissimo questa conclusione tentata dalle ragazze in maglia rossa, ma la partita non si sblocca. 0-0. Ancora sull'out di destra reclamano una rimessa laterale le ragazze del Veneto, ma il direttore di gara la concede all'Emilia. Nulla di fatto, non riesce a uscire l'Emilia. Rimessa laterale per il Veneto, battuta così così. Si aiutano con mestiere le ragazze in maglia rossa. Il pallone per il numero 16 e c'è un fallo, dunque sarà calcio di punizione per l'Emilia, con ogni probabilità calcio in avanti, battuto anche questo non benissimo, la palla resta lì, attacca l'Emilia, c'è la chiusura del numero 7 Cineto che guadagna una rimessa laterale. 25. Ancora Emilia che prova a manovrare, ma c'è il pressing delle ragazze in maglia rossa che possono ripartire sull'out di destra. Arriva il traversone murato dal numero 8 Vimercati, che ha preso un colpo. Ancora un cambio. 26esimo. 0-0 fino a questo momento qui a Cepagatti tra Veneto e Emilia. Partita equilibrata, combattuta. Fuori il numero 3 del Veneto, dentro il numero 11. E c'è ancora un altro cambio anche nelle file dell'Emilia. Con il numero 4 che entra in campo, si tratta della Balestrazzi Elena. 27esimo, rimessa laterale. Il pallone è gestito così così dalla neoentrata, la maglia numero 11, la palla resta lì, una conclusione murata. Ancora Veneto che sta producendo il massimo forcing per riuscire a sbloccare la gara. Ci sembra un po' sulle corde l'Emilia, a livello fisico soprattutto. Ancora Veneto, pallone in avanti, gestito, controllato dalla numero 10, entrata da pochissimo. Il pallone in aria e c'è l'intervento a pulire l'area di rigore dei difensori dell'Emilia. Non riesce a ripartire la formazione in maglia gialla. Il Veneto ha chiuso letteralmente l'Emilia nella propria tre quarti, pur non riuscendo a sbloccare la gara. Ha un netto dominio territoriale. Incerti prova a rinviare la sfera, la palla è buona. Parte adesso la numero 15 in contropiede, la conclusione telefonata da parte della Lombardi. Facile per Nicola Costanza a bloccarla, ma debole la conclusione. Poteva avanzare un altro pochino forse la Lombardi per impensierire la Costanza. E c'è un intervento davvero durissimo questo da parte della numero 8 Vimercati. Intervento in gamba tesa, non ha preso il pallone, ha preso di netto l'avversario. E dunque un brutto fallo, ma insomma si rialza, quindi non grandi problemi.
ci sembrava qualcosa di più grave in presa diretta. Quasi 29esimo, 0-0. Il Veneto sembra averne un po' di più, l'Emilia prova in contropiede, ma fino a questo momento regge lo 0-0. Calcio di punizione, il tiro molto ampio, almeno 1,5 metri dalla porta, difesa dalla Incerti, nulla di fatto. E la Vimercati che va a rimettere in gioco il pallone. La spizzata di testa, la palla controllata dalle ragazze in maglia rossa che provano a ripartire. Tutto regolare, dice l'arbitro, si può giocare. Il pallone sull'out di destra con la numero 19 che lo controlla, è pressata, ma la Teresin lo recupera. Si torna indietro e poi c'è questa apertura lunghissima, irraggiungibile per tutti. Quasi 30esimo, 0-0. In difficoltà l'Emilia non riesce a uscire dalla propria tre quarti. Il Veneto ha una maggiore freschezza fisica, almeno questo è quello che stiamo vedendo in queste fasi della gara. Lancio in avanti a cercare la progressione della numero 15, ovvero della Lombardi, che qualche istante fa ha avuto una buona occasione, vanificata. Si riparte, rimessa laterale, il colpo di testa, la palla resta lì, ancora una rimessa laterale in favore del Veneto che attacca da destra a sinistra. Rimessa laterale, l'ennesima, gioco spezzettato, poche trame nitide in questa partita, occasioni da gol giuste da una parte e dall'altra, dunque il pareggio è il risultato più equo. Pallone e lancio in avanti, ancora tentato dalle ragazze in maglia rossa, dalla Cineto, nulla di fatto. 31esimo, 0-0 tra Emilia e Veneto in questa partita d'esordio delle due formazioni. Prova ad attaccare adesso l'Emilia, lo fa sull'out di sinistra. L'arbitro non ha visto concretizzarsi il vantaggio, è tornato sui propri passi con la decisione di assegnare un calcio di punizione alle ragazze in maglia gialla. 32 quasi, calcio di punizione dagli oltre 35 metri, affidato ancora una volta. Arriva questo calcio di punizione nell'area di rigore, la palla resta lì pericolosamente, la spazzano via le ragazze in maglia rossa. Ancora il lancio in avanti a cercare il movimento degli attaccanti. C'è la buona chiusura precisa e puntuale dei difensori dell'Emilia. Prova il Veneto a ripartire. Veneto che insiste molto spesso anche con azioni individuali. Respinge la difesa biancorossa. Spinge sull'out di destra adesso il Veneto, il pallone appoggiato dalla numero 9 per una propria compagna. Viene spezzata questa trama e sarà ancora rimessa laterale. Una partita giocata prevalentemente a centrocampo. Rimessa laterale in favore delle emiliane. Il pallone buttato in avanti, spazzato via di testa dalle venete che provano a ripartire, nulla di fatto. Tanti errori da una parte e dall'altra. C'è frenesia in questo momento in campo quando siamo al 33esimo. Il pallone lanciato in avanti, nulla di fatto. Sarà rimessa laterale quando siamo al 34esimo di una partita che non sta regalando più emozioni. Ci eravamo illusi ad avvio ripresa con un'occasione dall'una e dall'altra parte e poi
Le due compagini si sono appiattite. 34esimo. Ancora una rimessa laterale. 0-0. Il pallone a cercare il numero 9 che si appoggia all'indietro per una compagna di squadra. Provano a sfondare e lo fanno con un fallo. Veneto che ci sembra una squadra molto forte fisicamente, un po' più dell'Emilia. Comunque era irregolare. E dunque calcio di punizione quasi dalla bandierina per le ragazze in maglia gialla. Pallone corto, la spizzata in avanti. Prova a ripartire l'Emilia in qualche maniera, lo fa con un lancio lungo. Posizione di fuorigioco. Sarà calcio di punizione. È il capitano che lancia in avanti. La numero 9 riesce a arpionare il pallone, guadagna una rimessa laterale. Ancora il Veneto che spinge sull'out di sinistra. L'Augello riesce in qualche maniera a far sua la sfera e a rinviare, ma non c'è nulla da fare. L'Emilia non riesce a uscire dalla propria tre quarti con il Veneto che attacca. Lo fa in questo momento. Il pallone in avanti giocato malissimo, con qualche rimbalzo addirittura. Resta a terra una ragazza maglia gialla, però si rialza. E la numero 5, la Biagioni. 36esimo quasi. Manca davvero poco alla fine di questa partita. Buona la finta di corpo in verticale. C'è la chiusura dei giocatori e delle giocatrici in maglia gialla che provano adesso a ripartire. Lo fanno con un lancio lungo a cercare la Lombardi, che si impegna ma non può arrivare su questo pallone. Rimessa laterale ancora una volta per il Veneto e c'è un chiaro fallo in attacco. Calcio di punizione. 36esimo, meno di 4 minuti più recupero alla fine di questa partita. Un buon secondo tempo, soprattutto nei primi 10 minuti. Poi le due squadre hanno lottato molto senza però essere concrete. La palla resta lì nell'area di rigore, si lotta come si può e poi c'è questo tentativo della numero 11 che prova in acrobazia a battere a rete, ma in precario equilibrio la manda al lato. 37esimo. Il pallone sfila sul fondo e verrà rimesso in gioco a breve. Battuta malissima questa rimessa dal fondo. Fortuna vuole che sia una compagna di squadra a raccoglierla. Gli viene sottratta la sfera. Attacca ancora il Veneto sull'out di destra, va sul fondo, il pallone al centro. Attenzione, c'è l'ottima chiusura. C'è l'ottima chiusura della numero 13 Esposito, che ha evitato il pericolo. 38esimo quasi. 0-0. Attaccano ancora. È stato un secondo tempo di netto dominio delle ragazze in maglia rossa, che hanno chiuso le emiliane nella propria tre quarti. 38esimo. Vedremo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. 0-0. Ci crede ancora il Veneto. L'Emilia alle corde. Sviluppi di questo corner, il colpo di testa tentato sul quale non può arrivare. L'Esposito si aiuta forse in maniera irregolare, prova a lanciare il contropiede, pallone gettato nella terra di nessuno, sul quale arriva il numero 17 che si appoggia per il proprio portiere e si riparte. L'Emilia può ripartire, lo fa in questo istante con il numero 19 che taglia in due il campo e poi c'è l'ottima chiusura. Lancio in avanti.
Ancora il Veneto sull'out di destra. C'è un fallo netto sulla numero 3 Augello che era in anticipo ed è stata stesa. 39esimo, manca pochissimo alla fine della gara. 0-0, risultato più che giusto per quello che abbiamo visto finora, anche se nella ripresa forse il Veneto ha fatto qualcosina in più, almeno a livello di pressione, non di occasioni nitide. 39, il pallone è gettato in avanti e poi spazzato fuori dal terreno di gioco. Sono saltate un po' le idee e gli schemi in questi minuti finali. 0-0 qui a Cepagatti tra Emilia e Veneto. Ancora una rimessa laterale in favore dei ragazzi in maglia gialla a cercare una sponda che arriva puntuale. Poi c'è una conclusione da distanza siderale senza convinzione. Pallone ampiamente a lato. 0-0. Va la Costanza, rimette in gioco Nicola Costanza. Nulla di fatto, resta in attacco adesso l'Emilia in questi minuti finali. C'è l'arbitro, dà una rimessa laterale all'Emilia. 4 minuti di recupero, siamo al 40esimo. Arriva questo traversone, la palla è buona, vediamo se la può controllare. C'è l'ottima chiusura della numero 20, la Toresin, sicuramente una delle migliori del Veneto, che in diagonale è riuscita a far sua la sfera ed è proprio lei a impostare il gioco in questo momento. Il pallone buttato in avanti un po' alla rinfusa. Prova a ripartire il Veneto con la numero 14, la Piovesan, che guadagna una rimessa laterale. Ultime azioni di questa partita. Il pallone a cercare l'ariete della formazione veneta, il numero 9, che difende la sfera e guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. 41esimo. Il pallone controllato al limite dell'area. Il Veneto si ripropone con un traversone, la palla è buona, l'Incerti esce non al meglio, la palla resta lì e c'è un calcio di punizione. Un calcio di punizione assegnato per fallo in attacco. Brividi per l'Emilia in questo finale. Il Veneto è andato vicino al gol. 42esimo, ancora un'interruzione in questa partita, una partita spezzettata e anche molto fallosa. Chi dice che sono solo gli uomini a metterci agonismo in campo non è proprio così. Oggi ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. 42esimo. E il gioco è ancora fermo. Una giocatrice dell'Emilia è in difficoltà, costretta a uscire fuori dal terreno di gioco. Dunque in 10 le ragazze in maglia gialla per questi minuti finali di questa partita tra Emilia e Veneto. Molto aggressive, convinte e cattive le ragazze del Veneto su ogni pallone, su ogni contrasto. E hanno subito fisicamente sicuramente le emiliane questo. 43, rimessa dal fondo, il pallone in avanti. Si lotta quasi nel cerchio di centrocampo. La sfera è in possesso della giocatrice in maglia numero 11 che prova a verticalizzare. Tutto facile per la Incerti che chiama la sfera, la fa sua. Con grande calma fa salire i suoi in attesa che rientri anche la compagna infortunata. Pallone in avanti. Controllato ancora una volta dal Veneto, che ha nettamente chiuso l'Emilia nella propria tre quarti. Riparte adesso la formazione in maglia gialla con la numero 8, la Mimercati. Ancora la Mimercati che riesce con un paio di dribbling a liberarsi di alcuni avversari, a far ripartire la propria squadra. Guadagna un calcio di punizione proprio all'altezza del centrocampo.
44 quasi, 0-0. Calcio di punizione in favore dell'Emilia, palla lunga a cercare le torri, la palla resta lì, riparte il Veneto sull'out di sinistra, è finita la partita, 0-0 qui a Cepagatti tra Emilia e Veneto. Le due compagini si dividono la posta in palio, uno 0-0 tutto sommato giusto per quello che abbiamo visto in campo, netto dominio fisico e territoriale da parte del Veneto, ma a livello di occasioni giusto il pareggio, ai punti sicuramente giusto lo 0-0. Da Cepagatti e da Federico Cosenza per questa partita è tutto, a voi la linea. Ma che ore sono? Le 4:30 o le 11? Tutto a posto? Questo è il Veneto, Legnano, Assolutamente.